La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il CUS lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato un pochettino la profondità che dopo il vantaggio potevamo sfruttare, abbiamo gli uomini per poterlo fare, quindi siamo stati bravi. La rosa a disposizione mi consente di poter giocare in diversi modi. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo in quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi, e noi i principi che sviluppiamo a prescindere dal modo di partenza non cambiano, quindi devo dire bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Verificheremo, ha preso una botta ma già veniva dalla settimana scorsa con un piccolo problemino, speriamo non sia nulla di grave perché sarebbe il colmo aggiungere un altro giocatore al roster di giocatori che abbiamo già fuori, ma se il risultato è questo, che chi va in campo fa bene, quindi non ho nulla da temere. Ecco. Siamo partiti benissimo, li abbiamo messi sotto, non c'è stata quasi mai partita, poi fortunatamente l'ho sbloccata dopo un bel po' di tempo, dopo non segnavo da tanto. Fortunatamente l'ho sbloccata e poi avete visto tutti quando dalla partita 4-0 che non ammette repliche. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto la partita noi non abbiamo mai rischiato, poi loro sono venuti fuori, però non sono mai stati pericolosi, quindi poi ripeto sbloccandola siamo stati bravi poi a fare anche altri gol. Capolista per la notte sì, speriamo domani che il Valderice ci fa un bel regalo, però ancora il campionato è lungo e si vedrà, i conti si fanno alla fine. Il gol a chi lo dedico? Lo dedico ai compagni di squadra, alla società, ai compagni di squadra, ai ragazzi infortunati pure che stanno soffrendo, che sono qua pure, e appena rientrano saremo ancora più forti, quindi lo dedico un po' a tutti, società, giocatori, chi non gioca e anche a me stesso.